di 55 anni è stata trovata morta in casa dalla figlia. L'ipotesi al momento è che sia stata schiacciata dal letto contenitore. Si attende l'esito dell'autopsia. Le minoranze in Consiglio regionale chiedono una commissione d'inchiesta sulla gestione della pandemia nella seconda ondata. Zaia, nessuna opposizione, disposti ad andare al vedo ovunque. Domani audizioni in Consiglio sul caso test rapidi. Bufera sulla neoeletta presidente del Consiglio Comunale di Chioggia, Maria Chiara Boccato, per un suo commento su Facebook sulla vicenda del figlio di Grillo accusato di stupro. Navi anche sopra le 40.000 tonnellate lungo il canale della Giudecca. I lavoratori della crocieristica veneziana chiedono di tornare subito al lavoro. Grazie alla sensibilità del parroco di Caorle e dei carabinieri, un giovane padre che rubava in chiesa per mantenere la famiglia è stato aiutato. Venezia è pronta a ospitare il Salone Nautico, che torna con un'edizione più lunga per poter spalmare le visite, che naturalmente saranno contingentate. È il gruppo d'orchestra composto da medici e infermieri in prima linea contro il Covid, tutti diplomati al conservatorio, suonano anche tra i reparti e per la riapertura si sono dati appuntamento all'Orto Botanico. Buonasera, ben ritrovati in diretta edizione veneziana dei telegiornali di Antenna 3. Dunque partiamo dalla cronaca e da questo fatto sconcertante a Venezia. Una donna è stata trovata senza vita in casa, probabilmente schiacciata dal letto, dal mobile contenitore. Sul posto i carabinieri. È stata la figlia a trovare il corpo senza vita della mamma 55enne, quando domenica sera è entrata nella sua abitazione in Sestiere d'Orsoduro a Venezia. Le prime indagini dei carabinieri, giunti poco dopo sul posto, fanno ipotizzare che si sia trattato di un incidente domestico. La donna infatti era riversa a terra e secondo una prima ricostruzione sembra che sia stata schiacciata dal letto contenitore. La dinamica però è ancora in fase di accertamento da parte dei militari del nucleo natanti e della Compagnia di Venezia, che hanno eseguito un sopralluogo accurato dopo l'intervento del SU M118. Si attende l'esito dell'autopsia per accertare le cause del decesso ed escludere altre ipotesi che non siano l'incidente domestico. Un'altra giornata da dimenticare, intanto in A4, nuovo schianto tra Tir nel tratto maledetto e nuova chiusura. A distanza di poche ore il terzo incidente tra mezzi pesanti in autostrada è successo verso le 15:20 nel tratto compreso tra gli svincoli di San Stino e Portogruaro in direzione di Trieste. 2 i tir coinvolti, uno di questi non avrebbe visto che la bisarca che lo precedeva era praticamente ferma andando addosso al mezzo. L'autostrada è stata chiusa a San Stino di Livenza con le inevitabili code sia in A4 che sulla statale 14. Chiuso anche lo svincolo in entrata a San Stino in direzione Trieste. Questa notte si era verificato un altro incidente nello stesso tratto con il ribaltamento di un tir che portava frutta e verdura e in mattinata il secondo in direzione Venezia. Da inizio anno sono 12 le chiusure della A4 nel tratto che attraversa il Veneto orientale. Si fa un gran parlare in queste ultime ore del DDL Zan e su questo tema noi incentriamo il nostro sondaggio di questa sera, in particolare sul contenuto di quella che dovrebbe essere la nuova legge. Serve per l'appunto una legge contro le aggressioni alle persone gay. Per rispondere di sì vi chiediamo di digitare 0422 1626 691. Per rispondere invece di no, che secondo voi non è necessaria, 0422 1626 690. Come sempre l'esito del sondaggio ve lo sveleremo poi durante la prima serata di Antenna 3 dedicata alla politica, Ring, condotto dal nostro Ferdinando Avarino. Le opposizioni in Consiglio regionale hanno chiesto una commissione speciale d'inchiesta sulla gestione della pandemia in Veneto nella seconda ondata del Covid. I partiti d'opposizione in Consiglio regionale si sono dati appuntamento in Protezione Civile, chiedono l'istituzione di una commissione d'inchiesta sulla gestione della pandemia nella seconda ondata del Covid. Promotore dell'iniziativa il PD regionale con la vice capogruppo Camani. Aspettiamo la firma del presidente Zaia, che confidiamo possa arrivare oggi, e in ogni caso tra oggi e domani noi la depositeremo questa richiesta e chiederemo che sia calendarizzata al prossimo Consiglio utile, cioè già settimana prossima.
L'atto, firmato per l'intanto da tutti i 10 consiglieri di minoranza. Nelle prossime ore dalle 12 l'audizione del presidente Luca Zaia, accompagnato dai tecnici della sanità in Consiglio regionale, per rispondere e ribattere alle domande delle opposizioni. La seduta di commissione sarà online, per cui sarà su internet, ma non sarà aperta ai giornalisti. Questo per noi è un altro tema. È fondamentale consentire ai giornalisti di accedere alla commissione di domani, perché non è pensabile che Marghera diventi il luogo della democrazia. Il luogo della democrazia in Veneto è ancora, per fortuna, il Consiglio regionale, anche se Zaia sembra essersene dimenticato. Nel mirino le mancate risposte della regione alle interrogazioni dei consiglieri di minoranza, a detta delle opposizioni. E noi abbiamo fatto 200 interrogazioni in questi 200 giorni e solo al 40% di queste è stata data risposta, un po' poco. Di queste 199 per l'esattezza riguardavano e riguardano tuttora i temi della sanità e della pandemia. Allora noi riteniamo che non si possano dare risposte alle domande che non sono tanto nostre, ma sono dei cittadini. E da Zaia arriva un ok alla commissione d'inchiesta sulla gestione della pandemia. Intanto domani audizione in commissione sanità. Sul fronte vaccini la possibilità di anticipare gli over 50 già a metà maggio. Non ci siamo mai rifiutati di attivare le commissioni d'inchiesta. Risponde così il presidente Zaia alla richiesta delle opposizioni. Una delegazione presente nella sala stampa della Protezione Civile al termine della conferenza stampa che si era tenuta all'esterno di istituire una commissione d'inchiesta sulla gestione della pandemia durante la seconda ondata. Non è una sorpresa, mi sembra che è il minimo che poteva scaturire questo dibattito, no? Importante che si facciano però le commissioni, che si chiudano come è stato fatto per i FAS, che si chiuda con un verbale, che poi si manda alla procura. Zaia ha poi spiegato che in ogni caso non firmerà la richiesta di istituzione della commissione. Se me ne trovate una che ho firmato in 10 anni, che adesso non venga fuori Zaia non firma, perché vorrebbe dire essere anche di poco di buono. Perché io non firmo neanche le interrogazioni che mi propongono i miei consiglieri o le mozioni, proprio per un fatto di rispetto nei confronti del Consiglio, ma che ci sia riserve sul fatto dell'istituzione della Commissione decisamente no. Intanto è attesa per domani l'audizione chiesta dalle opposizioni di Zaia in 5ª Commissione Sanità con i tecnici regionali sull'utilizzo dei test rapidi. E a chi gli chiede se l'impiego di questa tipologia di tamponi in ospedali o RSA sia stata una scelta sanitaria o politica, Zaia replica così. Ma noi non abbiamo gli strumenti per fare una scelta su dove utilizzare i tamponi. E domani avrete la risposta da chi ha proposto queste come si può dire, queste modalità, si è confrontato. Ma io capisco che voi fate fatica a dimostrare che noi abbiamo scelto tutto, però guardate, noi siamo disposti ad andare al vedo finché volete. Se ci fosse un'area di discrezionalità su una scelta del genere, se rovesciamo la visione, vorrebbe dire che noi potevamo anche, secondo voi, decidere di non fare diagnostica, di non attivare i tamponi rapidi, cioè di cosa stiamo parlando? Cioè che c'era il mondo intero che li utilizza e l'Italia compresa. Il dibattito c'è qui. Intanto la campagna vaccinale va avanti senza intoppi. Anche ieri sono state somministrate 37.000 dosi, portando a oltre 1.700.000 il numero di vaccinazioni finora effettuate. Siamo 12.000 dosi sopra il target fissato. Il 96,7% degli ultraottantenni e il 72,4% degli over 70 ha ricevuto almeno una dose e al momento tra i 60 e i 69 anni il 30,4% è stato vaccinato. L'appello per questa fascia d'età è di prenotarsi nelle prime date disponibili alla luce di una capacità vaccinale in Veneto di 50.000 somministrazioni giornaliere. E mentre il commissario Figliuolo fa sapere che si sta valutando se estendere AstraZeneca alla classe di età inferiore ai 60 anni, alla Regione Veneto non è per ora giunta alcuna comunicazione ufficiale sull'ipotesi avanzata in queste ultime ore dallo stesso Figliuolo di avviare vaccinazioni di massa alla restante popolazione una volta terminate le somministrazioni agli over 60. Cambiamo tema. Erika Baldin, consigliera regionale dei 5 Stelle, contro le parole dell'ex grillina, ora indipendente, presidente del Consiglio Comunale di Chioggia, in difesa di Grillo e di suo figlio Ciro. Chieste da più parti le dimissioni della Presidente del Consiglio Comunale di Chioggia dopo aver difeso il figlio di Grillo con un commento su Facebook. Lei è Maria Chiara Boccato, 34 anni, ex grillina, ora indipendente, accusata di essere troppo solidale con il fondatore del Movimento 5 Stelle e incurante del dolore arrecato non soltanto alla ragazza 19enne vittima dei presunti abusi di gruppo, ma di tutte le donne vittime di violenza. Il post risale allo scorso 20 aprile. Eccolo, scrive così:
La mia solidarietà a Grillo. Non sempre noi donne siamo perfette. Mi sa tanto da mi sono ubriacata in una villetta in Costa Smeralda, l'ho data a 4 ragazzi apparentemente benestanti ed il giorno dopo me ne sono pentita. Alle persone comuni questo tipo di violenza non succede. Parole che hanno chiamato allo sdegno e da più parti da molte donne, una su tutte, quelle della consigliera regionale del Movimento 5 Stelle Erika Baldin. Risponderà la persona che ha scritto quelle frasi che comunque io non condivido. Ultima pagina, navi anche sopra le 40.000 tonnellate lungo il canale della Giudecca. I lavoratori della croceristica di Venezia chiedono di tornare subito al lavoro. Siamo in mutande, siamo in mutande, siamo in mutande, siamo in mutande. Biancheria intima sventolata per aria in campo Santo Stefano prima e in campo San Maurizio poi per denunciare il tracollo di un comparto senza occupazione da più di un anno. È la protesta di chi a Venezia lavora nella croceristica e di ciò che ci gravita attorno. Ormeggiatori, piloti, guardie giurate, hostess, portabagagli, circa 1.700 lavoratori diretti dicono, più altri 4.255 dell'indotto. Il Comitato Venezia Lavora, presieduto da Vladimiro Tommasini, ne raccoglie quasi 600. La maggior parte non hanno ammortizzatori sociali perché sono stagionali e soprattutto neanche il reddito di cittadinanza, avendo un ISEE troppo alto nel 2019. I manifestanti rappresentano realtà diverse che per poter rimanere in piedi hanno bisogno di un flusso turistico sostenuto. Andrea Perotta, ad esempio, gestisce una vetreria a Murano. La nostra realtà praticamente ha quasi 50 dipendenti e siamo ad altissimo rischio anche di chiusura dei forni, che questa è la cosa ancora più triste. Io ho una tabaccheria all'interno del porto, proprio nelle banchine della croceristica. Da quanto tempo è chiusa? Sono chiusa dall'acqua alta del 12 novembre 2019. Io ho una ditta che fornisce tutte le risorse umane che servono a gestire gli imbarchi e gli sbarchi dei passeggeri, dei croceristi in porto. Io non voglio la carità, voglio lavorare. Tra le richieste, assicurare la ripresa della croceristica a Venezia garantendo passaggi contingentati attraverso il canale della Giudecca anche alle navi di media misura, superiori quindi alle 40.000 tonnellate, le uniche, affermano i manifestanti, che saranno attive nei prossimi 2 anni. Non è possibile che il governo dopo 9 anni partorisca un topolino, non può dire facciamo l'ennesimo bando di gara e sentendo la commissaria Zincone vuol dire perdere altri anni prima di risolvere il problema. Intanto sono stati circa 40.000 i visitatori a Venezia durante il fine settimana del 1° maggio, ma trascorso il weekend molte saracinesche si sono nuovamente abbassate. Un segnale di ottimismo, anche se sappiamo che bisogna essere realisti, questa sarà una stagione molto complicata. Il Veneto è tornato a zona gialla il 26 aprile, ma perché riaprissero i locali di Piazza San Marco si è dovuto attendere il primo fine settimana di maggio. Claudio Vernier ne traccia un quadro sobrio e disincantato, perché nonostante il bilancio positivo e alcuni proclami trionfalistici di ripartenza, passato il weekend le saracinesche della piazza si sono nuovamente abbassate. Il passaggio di Venezia dallo status di città capoluogo di regione a quello di località turistica si misura anche così. Tutte quelle attività che hanno dei costi di gestione molto alti, penso soprattutto ai caffè di piazza, preferiscono non rischiare, dato che veniamo da quasi 1 anno e mezzo di sacrifici, e aspettare weekend e momenti migliori. Non tutti i caffè però stamattina sono chiusi in Piazza San Marco. Nella lunga fila di saracinesche abbassate e tavolini accatastati fino al prossimo ritorno di turisti spicca l'apertura del caffè Aurora, quello più vicino al campanile, dove ci accoglie il direttore Ismail Hossain. È soddisfatto o è un rischio quello che vi siete assunto di tenere aperto anche se c'è così poca gente in giro? No, anche non è rischio perché siamo aperti, sta provando e basta. Proviamo che arrivano gente perché adesso ormai estate inizia, che gente arrivano, lavoriamo. Per trovare un ristorante aperto bisogna invece trasferirsi in Piazzetta dei Leoncini, di fianco al Palazzo Patriarcale. Milenko Kujanic ci accompagna in un breve tour negli altri 2 locali di proprietà del gruppo per cui lavora, in Calle Larga San Marco e Calle dei Specchieri. Noi abbiamo un po' ridotto il menù per via gestionale, perché gestire un vasto menù come che era prima non è possibile con pochissima gente. Voi avete altri 2 ristoranti qua vicino, sì. Avete paura di non riuscire a rimanere in piedi se non arriva gente? Basta, siamo riusciti 1 anno e di più a rimanere in piedi e speriamo anche di resistere.
E sempre a Venezia è tutto pronto per il Salone Nautico, che torna con un'edizione più lunga per poter spalmare le visite che naturalmente saranno contingentate. 160 espositori e oltre 220 imbarcazioni. Dal 29 maggio al 6 giugno l'appuntamento è con il Salone Nautico. Dopo il rinvio del 2020 sarà un'edizione più lunga rispetto alla precedente, con 2 weekend a disposizione per poter spalmare le presenze all'Arsenale, garantendo l'accesso ai visitatori. Percorso organizzato con l'URSS 3. Abbiamo costruito dei protocolli insieme alla Biennale e discussi con l'URSS. Ovviamente una manifestazione come il Salone Nautico, svolgendosi all'Arsenale prevalentemente su spazi all'aperto e dove è tutto un percorso culturale, una naturale prosecuzione della Biennale Architettura, una mostra di architettura navale, ci consente di farlo e di farlo in sicurezza. La manifestazione si svolge in collaborazione tra Comune, Vela e Marina Militare, partner principale che mette a disposizione molti spazi di propria competenza, ma coinvolgerà anche la Regione e il Governo, la cui presenza è un forte segnale, ha evidenziato il sindaco. Ci sarà, oltre al Presidente del Senato, l'inaugurazione ufficiale, ci sarà anche, mi hanno confermato, il Capo di Stato Maggiore della Difesa, il generale Vecciarelli, e credo ci sarà, anzi sono certo perché ci ho parlato, il Ministro Giovannini. Uno dei giorni del Salone gireremo per vedere un po' di cose, tra cui anche visiterà il Salone, e la settimana prima dell'inaugurazione della Biennale ci sarà il Ministro Brunetta, che poi verrà con noi a vedere prima i lavori che stiamo facendo. C'è un grosso è cambiato un passo di attenzione del governo verso Venezia, insomma. L'edizione si aprirà a una settimana dalla Biennale e sono previsti pacchetti per visitare la città. Di nuovo la cronaca con una storia a lieto fine, grazie alla sensibilità del parroco per un giovane padre che rubava in chiesa per mantenere la famiglia. Sentiamo. Rubava le offerte in chiesa per mantenere la famiglia e alla fine è stato proprio un parroco che aveva sporto denuncia per furto ad aiutarlo a trovare lavoro in un ristorante. Lui, un 23enne padre di famiglia, è stato fermato dai carabinieri mentre usciva da una chiesa col nastro biadesivo che utilizzava per rubare i soldi dalle fessure delle cassettine per le offerte, modalità con la quale, secondo le indagini condotte anche analizzando i filmati del sistema di sorveglianza di 3 luoghi di culto, avrebbe commesso 14 furti. Quando però il giovane ha raccontato la necessità di mantenere la famiglia, l'aiuto del parroco gli ha permesso di trovare un'occupazione. I parchi della città a disposizione delle attività sportive è la proposta del Comune di Venezia per aiutare chi vuole praticare sport e chi non ha potuto lavorare a causa del Covid. Il mondo dello sport è tra le categorie che ha risentito maggiormente della crisi pandemica. Per questo il Comune di Venezia ha pensato di andare incontro al settore con una proposta interessante. È partita proprio in questi giorni una mail, una richiesta alle associazioni sportive del nostro comune di dar loro la possibilità di usufruire dei parchi, degli spazi all'aperto, delle piazze per fare la propria attività sportiva. Con molteplici vantaggi. Far riprendere l'attività sportiva all'aperto, che è altamente consigliato da tutti gli ultimi DPCM e normative varie. L'altro obiettivo è quello di fare in modo che associazioni sportive e cittadini si incontrano, ma anche un obiettivo più legato alla sicurezza per far vivere parchi e spazi all'aperto in maniera anche magari di mandar via qualche malintenzionato. L'iniziativa coinvolge tutti i parchi comunali della città, terraferma, isole, centro storico. Cercheremo di organizzare dei piccoli eventi nelle piastre polifunzionali, in alcuni campi, qualcosa del genere, ma poi proprio la volontà è di dare proprio la possibilità a ogni associazione di organizzarsi, naturalmente nei limiti del possibile che i posti sono a disposizione, organizzare proprio dei corsi loro. Penso alle palestre che sono chiuse, che non possono fare attività all'interno della palestra fino a non si sa quando, di fare delle attività, dei corsi all'esterno, nei parchi, e dare la possibilità di utilizzarli quando vogliono. Ora andiamo a vedere, anzi a sentire, il gruppo d'orchestra di Padova interamente composto da medici e infermieri in prima linea contro il Covid. Sono
con le dovute precauzioni in reparto e abbiamo suonato per i pazienti ammalati di Covid. È l'orchestra Asclepio Ensemble dell'azienda ospedaliera di Padova, costituita da personale sanitario impegnato nella lotta contro il Covid, che suona a titolo completamente gratuito. Alberto Primì, ortopedico, violista. Anna Opoker, specializzata in neuropsichiatria infantile e violoncellista. Angela Amigoni, pediatra intensivista e violino. Soltanto alcuni tra i medici e infermieri della semi-intensiva della clinica medica Prima, tra loro diversi veneziani, tra cui molti diplomati nei conservatori della nostra regione. Anna Colombo, medico USCA e sono violinista. Sono Paolo Maria Sdegen, medico USCA, violinista. A luglio a Perugia apriranno l'edizione 2021 dell'Umbria Jazz Festival. Nelle scorse ore hanno girato un nuovo video nell'Orto Botanico di Padova, patrimonio UNESCO, in occasione della prevista riapertura, grazie anche al supporto gratuito dei ragazzi dell'Ilium Sound Art. L'obiettivo? Promuovere il progetto dell'Università di Padova sulle malattie rare, con i coordinatori professori Giorgio Perilongo e Roberto Vettor. Ai nostri medici che sono stati in prima linea e continuano a essere in prima linea in questa pandemia con il loro impegno, con la loro bravura, ma anche oggi con la voglia di tornare alla normalità. Fedez, speranza e carità è il titolo della puntata di Ring, in onda questa sera alle 21:15 su Antenna 3. Alle 21:15 ospite in apertura sarà il presidente dell'Imoco Volley, il campione d'Europa Piero Garbellotto, quindi Roberto Marcato della Lega, Andrea Ferrazzi del PD, Tommaso Razzolini di Fratelli d'Italia. Alle 22:30 Giancarlo Iannicelli, presidente del Consiglio Comunale di Treviso, e Stefano Pelloni del Partito Democratico. È tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi. Tra poco l'edizione di Treviso, vi lascio alle previsioni del tempo per domani. Arrivederci. Benvenuti al Meteo. Prevale l'alta pressione, dunque tempo buono sul nostro territorio e temperature nella norma. Vediamo insieme il dettaglio di martedì 4 maggio. Sul Veneto giornata tutto sommato tranquilla, la nostra grafica infatti ci mostra un contesto stabile, avremo tanto sole dappertutto, il cielo sarà sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio non si escludono degli addensamenti sui rilievi, ma in genere senza piogge degne di nota. Venti da sud-est localmente tesi. Temperature stazionarie o in lieve aumento, minime tra 6 e 10 gradi, valori massimi compresi invece tra i 15 e i 21 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, sempre bel tempo soleggiato, un po' più di nubi sui monti dove saranno possibili anche dei veloci acquazzoni. Temperature minime tra 7 e 9 gradi, massime sui 18-19 gradi. Poche novità infine sul Trentino Alto Adige, anche qui ampiamente soleggiato con cielo sereno o al massimo velato. Temperature minime intorno ai 7 gradi, massime sui 20 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento.